Lo avevamo annunciato, i big del centro-sinistra a Bassano, Carlo Calenda, già ministro dello sviluppo economico sotto il governo Renzi, proprio quel Matteo Renzi che guarda caso nella stessa giornata era nella città degli Alpini a presentare il suo libro, è vero, ma in pieno odore di campagna elettorale. Questa visita in tandem non lascia spazio a dubbi, ci sta. Non possiamo negarlo, ma fa pur sempre sorridere. In mattinata Renzi, davanti a centinaia di persone, ha parlato dell'importanza della cultura. Oggi noi siamo in un tempo in cui abbiamo bisogno, indipendentemente dalle idee, di luoghi che valorizzino la cultura, che siano espressione dell'identità. Insomma, noi stiamo diventando tutti dei numerini. Abbiamo bisogno di luoghi che ci impediscano di diventare soltanto degli algoritmi. Però saranno proprio i numeri a fare la differenza politicamente già il prossimo mese di maggio con le amministrative e le europee. Ecco che, parlando di Europa, il numero uno della circoscrizione nord-orientale, che interessa anche il nostro Veneto, Carlo Calenda, ha tessuto gli elogi della nostra città a fianco del candidato sindaco Vernillo, parlando dell'importanza di non trascurare la conoscenza storica, di non dar mai nulla per scontato. Che le peggiori cose nella storia sono accadute quando i cittadini hanno pensato di essere al sicuro e che nulla poteva accadere perché nulla era accaduto negli anni precedenti. Certo, a queste parole più di qualcuno, candidato Vernillo compreso, avrà pensato a gesti scaramantici. Ma la parata dei big è appena iniziata. Il centro-sinistra a Bassano ha aperto le danze. La pista, da qui al 26 maggio, si riempirà di ballerini.